Sì, grazie, con noi Marco Zecchinelli che è presidente di Confapi Venezia. Quest'ultimo periodo dell'anno caratterizzato, Zecchinelli abbiamo già parlato, insomma, da questi numeri che fanno ben sperare da un punto di vista legato chiaramente all'ottimismo e anche a una ripresa del PIL italiano, nonché veneto chiaramente, ma ci sono anche delle incognite, ci sono anche dei paletti negativi. È il caso per esempio delle cosiddette materie prime che poi lo sentiremo anche da lei, molto prime non sono nel termine specifico, però è chiaro che poi l'aumento dei prezzi contestualmente a questi temi è importante. Presidente, qual è la situazione? Sì, Conforti, confermo appunto il trend positivo, questo importante e vigoroso rimbalzo del PIL che addirittura si ipotizza superiore al 6%. È ovvio che su questa crescita pesano alcune incognite importanti, la prima delle quali è appunto il costo delle materie prime, l'aumento delle materie prime, che giornalisticamente viene così definito. Si tratta invece di un aumento non solo limitato alle materie prime, ma anche ai cosiddetti prodotti semilavorati, perché chiaramente una scheda elettronica non è una materia prima Sì. e lo shortage che si è determinato in questo campo ha portato a un grandissimo aumento dei prezzi, per cui la nostra preoccupazione è una preoccupazione rivolta da un lato alle imprese più piccole che chiaramente oggi sono costrette a pagare molto di più quello che serve per la loro produzione. E dall'altro lato la nostra preoccupazione è rivolta al prezzo dei prodotti al consumo, perché chiaramente è ipotizzabile un'importante spinta inflazionistica nei prossimi mesi. Tutti i dati in questo senso sono concordi, abbiamo un prezzo dell'energia elettrica che è denominato dal PUN che è ai massimi storici. Per alcune aziende, l'abbiamo visto nel veneziano, lo sa lei meglio di tutti, i rischi chiusura sono non più dietro l'angolo, sono già insomma imminenti. Sì, il costo, abbiamo appunto la vicenda ampiamente denunciata delle vetrerie nel veneziano che chiaramente per l'incremento dei costi del metano hanno dovuto chiudere per alcuni giorni, in certi casi interrompere definitivamente certe produzioni. L'aumento del costo delle materie prime dei semilavorati è in parte dovuto anche a questo. Vi sono alcune produzioni che con questo costo dell'energia elettrica e con questo costo del gas ovviamente non sono più economicamente valide, per cui vengono addirittura interrotte determinando un ulteriore shortage. Chiaramente mi sento di aggiungere un'ulteriore preoccupazione perché anche il costo del gas, e ora ovviamente con l'arrivo dell'inverno il consumo aumenterà, è un altro motivo di preoccupazione, anche perché in questo senso e in questo settore si inseriscono anche questioni geopolitiche che chiaramente sono molto complesse e potrebbero ulteriormente complicare una situazione già di per sé molto complicata. Poi la famiglia o l'imprenditore arriva alla posta a casa, legge la bolletta e dice però l'anno scorso avevo consumato uguale e mi ritrovo a spendere di più. È questo che alla fine poi va a pesare e non poco sulla difficoltà delle famiglie e delle imprese già ampiamente in difficoltà per il discorso della pandemia, la maggior parte chiaramente. Assolutamente, per questo che noi abbiamo chiesto al governo degli interventi per calmierare questi prezzi, perlomeno quelli del cosiddetto fattore energia, sia esso elettrico sia esso del gas. Si è fatto qualcosa in alcune parti della bolletta elettrica, ma limitatamente a utenze piccole e quindi sostanzialmente non significative e diciamo non sono interventi che hanno un effetto di calmierante rispetto alla situazione. C'è bisogno di interventi più vigorosi e bisogna porre questa questione oggi in cima all'agenda politica. Seguiremo, grazie a Marco Zecchinelli grazie Conforti, per essere stato con noi, linea Pordenone.